Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, una nuova ondata di caldo che continua a permanere sull'Italia, ma attenzione perché i temporali torneranno ad agire soprattutto al nord Italia e sarà soprattutto il nord-ovest il più interessato dai fenomeni e il ponte quindi si trascorrerà con dei temporali nel pomeriggio e nella serata su alcune aree. Io subito come per quanto riguarda le aurore boreali torneranno anche a farsi vedere per questa escursione della massa coronale da parte del Sole che è iniziata già comunque 2 giorni fa all'incirca e porterà quindi nuove tempeste geomagnetiche, quindi la visibilità di aurore boreali fino alle nostre latitudini. Per quanto riguarda il corso della settimana, vedete come avremo invece temperature sempre molto sopra la media. Pensate come il caldo si farà ben sentire. Già martedì potremo avere picchi oltre i 35 gradi sulla Sardegna, pensate. E poi in generale guardate le temperature soprattutto al centro e al sud supereranno i 34 gradi, specie sulle zone interne, mentre per quanto riguarda il nord saremo tra i 28 e i 30 gradi, non oltre, però qualche punta di 31 gradi sarà possibile. Fresco atlantico invece, come vedete, con piogge anche frequenti e temporali sul nord-ovest dell'Europa, ove qui saranno più frequenti le perturbazioni, mentre l'alta pressione sarà più fissa invece proprio sul Mediterraneo centro-orientale. Infatti guardate come nel corso dei prossimi giorni correnti un po' più umide di matrice atlantica, dovute proprio alla formazione di questa depressione sul Regno Unito, porterà quindi alla formazione di celle temporalesche che già nella giornata di domenica si sono manifestate, portando qualche fenomeno sulle zone alpine fino a quelle prealpine centro-orientali. Guardate come la giornata di lunedì partirà quindi con questa discesa di temporali anche di forte intensità, che proprio la Spagna, la Francia meridionale e fino ovviamente alla Germania e alle zone alpine e prealpine andranno a formarsi questi fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Guardate le aree soprattutto più interessate sarà, come vedete, il Piemonte e la medio-alta Lombardia, a rischio anche Milano per fenomeni temporaleschi grandinigeni anche fino a medie dimensioni dato il Cape elevato, e quindi su gran parte ovviamente delle zone alpine e prealpine fino anche alle pedemontane lombardo-venete potranno agire dei fenomeni temporaleschi. Così come vedete la giornata di martedì continuerà questa estensione comunque del promontorio anticiclonico ben fisso sul centro e sud Italia, mentre al nord saremo un po' interessati a temporali sparsi, meno coinvolte comunque le pianure, saranno più che altro le zone montane nel pomeriggio a risentire di fenomeni, così come per quanto riguarda la giornata di mercoledì, un po' lo stesso mood con temporali pomeridiani sui monti, mentre ancora bel tempo tra delle velature sulle zone di pianura, se non parte in serata l'arrivo di precipitazioni anche temporalesche ovviamente sul Piemonte e anche sulla Alta Lombardia, proprio per il transito di questo nuovo nucleo, un piccolo vortice che andrà a formarsi sui Pirenei e che andrà poi ad espandersi verso nord-est, raggiungendo quindi anche il nord-ovest dell'Italia, portando poi, attenzione, nella giornata di giovedì questo transito del minimo verso ancora più nord-est, quindi passerà sulla Germania e porterà anche qualche fenomeno notturno fino al mattino anche sulla Lombardia e poi ovviamente sul resto delle zone montane e pedemontane del nord Italia, compreso anche l'Alto Veneto, il Friuli Venezia Giulia, quindi infatti queste le aree un po' più coinvolte, possibilità anche lungo le coste della Liguria e dell'Alta Toscana di qualche rovescio, ma non avremo temporali in queste zone, solamente qualche rovescio di passaggio. Quindi queste le aree maggiormente più coinvolte, come avete visto, il sud Italia non vedrà nulla e quindi qui la stabilità sarà prevalente, così come su gran parte d'Italia. Già accennato le temperature, quindi saremmo molto sopra la media su quelle aree. Sul nord saremmo sopra la media in modo leggero. Per non perdere i prossimi aggiornamenti, continuate a seguirmi.